Mercoledì 17 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi, un titolo allarmante per quanto riguarda una serie di istituti scolastici bellunesi, scuole alberghiere, metà iscritti. In una provincia che basa la sua economia sul turismo, gli istituti sono passati in 10 anni da 242 a 113 nuovi studenti. L'anno scorso a Cortina soltanto 10, Longarone il migliore. Fare il cuoco è pesante e a volte non è ben remunerato. Iscrizioni dimezzate in 10 anni agli istituti alberghieri e alle sedi ENAIP della provincia, con Cortina regina del turismo in maglia nera. Il numero complessivo di ragazzi che ha scelto questo settore è passato da 242 del 2013-2014 a 113 di quest'anno ed il dato sarebbe ancora maggiore se il confronto fosse fatto con l'anno successivo, il 2014-2015. In questo caso la forbice si allargherebbe sino a un meno 146. A Cortina d'Ampezzo gli iscritti in questo momento relativi al prossimo anno scolastico sono solo 15, con un più 5 rispetto alla classe prima di quest'anno. Fa meglio di tutti il Dolomie di Longarone. L'approfondimento di Santin lo troverete a pagina 2. E sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, Luxottica record, 4.000 euro a ogni dipendente. I premi di produzione sono i più alti di sempre in Italia, distribuiti 32 milioni. Record di Essilor Luxottica, 32 milioni di premio risultato ai dipendenti italiani. Ognuno di loro, se opterà per la conversione del denaro in benefit welfare, riceverà oltre 4.100 euro netti. Se preferirà invece un bonifico in conto corrente, dovrà accontentarsi di 3.800 euro lordi. Quello relativo al 2022, anno della morte del patrono Leonardo Del Vecchio, è il riconoscimento più elevato mai assegnato ai dipendenti. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 7. Querovas, anziano ricattato, assolto 31enne ambulante, estorsione di 17.000 euro a un anziano 72enne, assolto ambulante marocchino 31enne residente a Quero. Vas che ha spiegato: mi dava soldi per il sesso. Camosci sul Grappa, le nuove sentinelle del clima, e ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, da Lampezzo, ripopolamento cominciato 30 anni fa. Notizia quindi che riguarda in questo caso sempre gli ungulati presenti in provincia di Belluno. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Belluno capoluogo, alcol alla guida, i vigili in cattedra. Belluno, tutti uniti sul Nevegal, basta con le guerre. Si è parlato della destagionalizzazione, dell'attesa di vedere la frazione nevegale e di quanto entusiasmo ci sia tra le persone per far sì che il Colle viva una nuova stagione. Molte le idee in questo senso, una per tutte anche l'ipotesi della mostra permanente della collezione di Tonino Zampieri alle Torri. E ancora sport, pallavolo, dalla DRL blinda Maccabruni, pista polacca per uno dei due schiacciatori. Musica, le sorelle Bonan dominano il concorso Città di Belluno. Cortina, parcheggio in largo poste, lavori appaltati, ora il cantiere. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda un caso: i dati vecchi e incoerenti, PAT di Belluno da rivedere. La valutazione ambientale in regione impallina le strategie urbanistiche della città, 21 prescrizioni, l'assessore Gamba, ora scelte diverse su viabilità e imprese, c'è un lungo lavoro. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio agli ungulati. Camosci, sentinella del cambiamento climatico, riconquistato il Grappa, i lupi guardano altrove. Il ritratto, l'approfondimento invece in merito alla nuova sindaca del comune di Pieve di Cadore. Parliamo di Cindy Manusci, sindaca di integrazione, prima albanese con la fascia. Belluno capoluogo, il parco investe $500.000 per un sentiero lungo Lardo. E ancora, con l'esplosivo in casa, i carabinieri segnalati i ritrovamenti di reperti. Feltre, gastroenterologia d'eccellenza, azienda in campo per il reparto. L'associazione Arianna, impegnata per la gastroenterologia dell'ospedale di Feltre, ha coinvolto 3 imprenditori. E ancora Agordo, super premio in Luxottica fino a 4.100 euro con il welfare. Notizia trovata anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. Si parla anche di ciclismo, un richiamo
leggiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi: giro le Tre Cime con molta neve, ma l'arrivo si farà. C'è molta neve sulla salita che porta alle Tre Cime, ma da Auronzo rassicurano i tifosi. La strada è pulita e l'arrivo della tappa di venerdì 26 maggio non è a rischio. Intanto la salita auronzana è diventata la nuova cima Coppi dopo il taglio dell'ascesa verso il San Bernardo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, Comunali 2023, partita, Fratelli d'Italia si gode il 4-2, ma temi ribaltone, adesso serve unità. Elish Line, dichiarazione invece per quanto riguarda il centro-sinistra, appello ai 5 Stelle e Terzo Polo, creiamo alleanze forti per frenare la destra. E continuiamo con le comunali 2023, Vicenza, Possamai apre l'accordo con i 5 Stelle, delusione tra Lega e Fratelli d'Italia. Il candidato PD, superata ogni aspettativa, non pensavamo di andare al ballottaggio in testa, Rucco, contiamo negli elettori delle altre due liste di centrodestra, ipotesi appartamento. Andiamo avanti con le comunali, il sindaco d'Oltremare, un approfondimento in questo caso che ci porta in provincia di Belluno. Cindy Manusci, eletta a Pieve di Cadore, è la prima albanese con la fascia tricolore. Mentre attraversava l'Adriatico con la mamma e il fratellino, Cindy Manusci sognava già di diventare avvocato. Ciò che ancora non sapeva è che quel traghetto l'avrebbe portata ancora più lontana, facendo di lei un simbolo di integrazione e modernità, un esempio di impegno e caparbietà per molti giovani e un messaggio vivente per vecchi reazionari. Come spesso accade, lei non ne ha piena consapevolezza, ma ora che il battiquorum sta rallentando, che la sfida è vinta e che la famiglia ha finito le lacrime di gioia, inizia a rendersene conto. Ed ecco appunto alcuni scatti di Cindy Manusci in affissione e con i candidati della lista Pieve Futura in alto l'abbraccio del fratello Jersey. Continuiamo con pagina 8, i dubbi sull'autonomia. Il servizio bilancio del Senato stronca la riforma voluta da Calderoli, cresceranno le disuguaglianze, boccia vero e proprio atto di censura. MES, muro anti-italiano, la Commissione europea chiude la trattativa proposta da Giorgetti, ministro italiano dell'economia, per l'ok al salva stati, nessuna apertura sul patto di stabilità e sulla garanzia bancaria. E adesso invece l'emergenza climatica che ha colpito duramente la regione Emilia-Romagna. Emilia, la grande paura, allagamenti a Cesana e Riccione, paura a Forlì, c'è chi si salva a nuoto e chi fugge sui tetti, prorogata la chiusura delle scuole a Bologna. Ho visto un anziano appeso alla grondaia e ho cercato di chiamare i soccorsi. Miriam Casadei, abitante di Cesena, so di aver perso tutto ma la zona è bloccata e non posso arrivare al ristorante. Roberto Bagnoli, ristoratore di Cesena. Ed ecco alcuni scatti appunto delle difficoltà subite dagli abitanti dell'Emilia Romagna da questa immane alluvione che ha colpito nei giorni scorsi appunto questa regione italiana. Vediamo appunto alcuni scatti a Cesena, a Rimini, a Riccione e anche Bologna, come potete vedere, è stata coperta dall'acqua. Troppa acqua in poco tempo, ma il cemento dell'uomo ha fatto il resto. Molti degli studi effettuati avevano previsto questi scenari, ma nessuno ha mosso un dito. Altri scatti che fanno vedere appunto come diverse città, diverse zone dell'Emilia-Romagna siano state allagate in breve tempo da questa alluvione. 420 le parti per milione di anidride carbonica nell'atmosfera misurate dopo il 1950, 387 gli eventi catastrofici che nel 2022 hanno causato oltre 30.000 vittime nel mondo, numeri appunto dovuti al disastro del clima che stiamo tutti subendo. Kiev sotto attacco, a pagina 12 invece un aggiornamento in merito all'invasione dell'Ucraina, massiccio lancio di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine: abbiamo abbattuto 6 Kinshla, sarebbero almeno 7 i civili uccisi e 14 i feriti. La politica regionale, siamo in Veneto, a pagina 13, liste d'attesa e overbooking, ripensamento della regione e congelato il via all'iniziativa. Partenza prevista lunedì nell'USL numero 4 del Veneto orientale, ma è stata rimandata. Leoni, pacchetti di prestazioni in più per gli ospedalieri, ci si sta ragionando. Il serial killer Stevanini ci riprova, vuole uscire dal carcere, richiesta una nuova perizia psichiatrica. Condannato all'ergastolo per omicidio e occultamento di almeno 7 donne, si affida al noto psichiatra Meluzzi. E sempre dal Veneto, Venezia, il business spaziale vale 1,5 miliardi, vogliamo costruire un satellite Veneto, oltre 1.000 visitatori ieri allo Space Meetings in Marittima, la regione lancia un bando da 4 milioni per le start-up.
E adesso passiamo alle notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno. Siamo a pagina 17, urbanistica, contraddizioni, carenze e dati vecchi. Il PAT di Belluno è tutto da rivedere. La commissione VAS regionale ha messo 21 prescrizioni, non analizzati gli impatti di nuove strade, frane da approfondire. Molto lavoro da fare, valuteremo altre scelte in tema di viabilità e sviluppo produttivo. Questa è la dichiarazione del vice sindaco Paolo Gamba. Ambiente, dal parco $500.000 per un sentiero lungo Lardo, vigne, intervento strategico. Questa è la dichiarazione del presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Ennio Vigne, intervento strategico appunto per la città. Speriamo in tempi ristrettissimi. Gamba e Garzotto in cognizione, abbiamo già un'idea di massima. Il mondo dell'istruzione, la scuola senza zaino migliora le competenze, in provincia pochissimi esperimenti di democrazia partecipata, in classe nel capoluogo solo l'istituto numero 2 Codogno, così si impara la responsabilità. Notizia di spalle, sabato l'inaugurazione, murale di Erika il cane ravviva l'esterno dell'istituto Merlin. In questo caso potete vedere lo scatto appunto di questo murales presente nella scuola Nievo. L'iniziativa Sicurezza Stradale, 600 studenti a lezione dalla polizia locale e ancora il concorso pioggia di premi alla sezione musicale delle Medie Ricci. Continuiamo con pagina 20, il progetto di provincia, regione e università di Sassari, Camosci, sentinella del clima che cambia, il bosco prealpino diventa il loro rifugio. Al via uno studio sulla popolazione del Monte Grappa, il professor Apollonio, sfuggono al caldo e cercano cibo. Nel Bellunese ci sono 120 lupi, mangiano 3 quintali a notte. La regione ha aggiornato il piano dei risarcimenti per le predazioni, sono diminuiti gli attacchi contro pecore, asini e mucche. Continuiamo con pagina 21, esplosivi ad armi della guerra al ritmo di una denuncia al mese. Negli ultimi 2 anni i carabinieri hanno attivato un ampio monitoraggio nella provincia, una trentina i casi venuti alla luce, 5 gli episodi legati a recuperanti di ordigni. Il colonnello Pigozzo invita a informare l'Arma, questione di pubblica sicurezza. E a proposito appunto di esplosivi ed armi da guerra, Sante Barbare nei garage con munizioni a migliaia. I numeri, una trentina di denunce in un paio di anni di persone che detenevano armi illegalmente. Negli ultimi mesi almeno 5 casi di recuperanti scoperti. Pagina 22, la gestione della sanità, salta l'incontro con l'USL, la CGIL va all'attacco, noi cittadini di serie B. La sentenza derubati del Rolex, ma 2 ragazze rom non c'entrano niente. E ancora per quanto riguarda la sanità bellunese, trombosi e tumori, una giornata di studio organizzata all'ospedale. E sempre dalla sanità, carenza di personale al sanitario, 7 dipendenti USL pronti a fare le valigie. Siamo a Feltre, anche in questo caso si parla di sanità, gastroenterologia, degli imprenditori, sostegno al reparto di eccellenza. L'associazione Arianna ha coinvolto gli operatori economici da Rolda di autotrasporti, specificità da preservare. Famiglie, gioco e divertimento per bimbi, ecco i 10 centri estivi in città, notizia che riguarda sempre Feltre. Il comune ha raccolto in un unico calendario le proposte dedicate ai più giovani, le attività spaziano dalle mountain bike all'informatica, dall'archeologia al picnic. Arte di strada a Feltre, il ritorno di Voilà affidata alla gestione della rassegna e ancora il caso muretto in soffitta, 90enne denunciata. Cesio Maggiore, ipotesi doppio ponte Umin per l'accesso alla Val Canzò, il comune valuta di realizzare una nuova struttura accanto a quella attuale, il sindaco Zanella a confronto con la sovrintendenza per valutare la fattibilità. San Gregorio nelle Alpi, il Consiglio chiude i conti con il bilancio consuntivo e continuiamo con Alano, morto per la coltellata al cuore, la salma restituita alla famiglia, via libera ai funerali dopo l'autopsia sul corpo del 53enne di Alano, nessun segno di percosse, solo un ematoma alla testa per la caduta. I 2 indagati sono Dominguez e Sanchez, il reato resta quello di omicidio volontario. Sovramonte, nuova palestra a Sorriva, cerimonia il 25 maggio per inaugurare l'opera. Unione Montana Feltrina cerca rinforzi per le polizie locali. Continuiamo con pagina 26, comune di Sedico, Deon, un laborioso ultimo anno di mandato, dovremo far fruttare i soldi avuti dal PNRR. Il sindaco di Sedico individua gli obiettivi margine della recente approvazione in Consiglio del rendiconto di gestione. Sospirollo al centro civico, De Bon non perde tempo, consiglio di insediamento mercoledì 24 alle 19. Limana, campeggio Paesi Gemellati, si riparte dal 19 al 26 agosto. Dopo la pausa per la pandemia riprende una storica iniziativa. I 10 studenti bellunesi saranno delle medie Buzzati, le candidature entro il 24.
Siamo a pagina 27, Cansiglio, il tavolo si è rimesso in moto, è l'ora delle decisioni, in ballo non solo la proposta di parco a pagamento sulla piana, ma anche i temi del nuovo caseificio e di servizi e sentieri. Longarone Ponte, pedalare in strada in piena sicurezza e incontri nelle scuole. E sempre da Longarone, Cicchetti e Campioni, un sabato di festa aspettando il Giro d'Italia. E adesso la notizia che riguarda Luxottica, premio di risultato record ad ogni lavoratore fino a 4.100 euro. Il colosso dell'occhialeria distribuirà 32 milioni ai 13.000 dipendenti italiani, 9.500 sono nel bellunese. Lo scaglione massimo a chi sceglie di attivare beni e servizi del welfare aziendale, soddisfazione Femca, Filmken e Wiltec, un grazie al grande impegno degli addetti. Incendio e incidente stradale simulati, Vigili del Fuoco e Croce Verde al lavoro, un centinaio di alunni di prima e terza media di Caprile e Livinallonga ospiti a Masare di Alleghe a conclusione di un percorso di sensibilizzazione alle problematiche di cui sono stati spettatori. Rivamonte e Valle Imperina c'è il bando bis per la gestione e continuiamo con Cortina con pagina 29, Cortina Banca, vertici confermati e utile di oltre 5 milioni nel 2022, Antonelli e Giacobbi, presidente e vice, pure i referenti degli ambiti territoriali, l'anno scorso impiegati 450.000 euro in contributi e 394.000 in sponsorizzazioni. Notizia di spalle, Cortina sempre in via Olimpia, posta in ristrutturazione per 35 giorni, un furgone garantirà tutti i servizi. Azienda San Vido, una perla in più, è diventata fattoria didattica, conosciuta per l'agrigelato, in realtà trasforma anche latticini e ortaggi, tra le proposte presentate in regione e che sono valse il riconoscimento. Francesca, la più amata in paese, davvero non me l'aspettavo, 30 anni, colonna di Avampieve, ha raccolto il più alto consenso nella lista della Manusci, ci siamo messi tutti in gioco, è bello che la gente abbia premiato questa nostra scelta, notizia che riguarda quindi l'elezione amministrativa avvenuta a Pieve di Cadore. È la dimostrazione che se i giovani vengono coinvolti sanno fare la loro parte, se siamo spaventati dalla responsabilità, no, si tratta solo di saperle gestire bene. L'intervista di Gianluca De Rosa vi aspetta a pagina 30. A Aurunzo anziani su un freelander finiscono fuori strada, ne escono illesi entrambi. A Valesina di Valle una doppia frana ha chiuso la strada che va ad Aunede. Domegge, domenica, sfilata di abiti d'epoca all'Eremo dei Romiti. Borca, ore 20:30 alla scuola, serata con il dottor Bozza sul tema del bullismo. Passiamo alla rubrica Cultura e Società. La mostra, la Biennale a Forte Marghera, è una installazione da condividere. Brugnaro annuncia convenzioni ai giardini scadute, le rinnoviamo per esercitare il soft power di Venezia. Dalla rubrica Giorno e Notte, dietro le quinte della musica con Monguzzi e Alex De Simoni. Gli studenti cadorini domani si cimenteranno in laboratori con i due artisti, venerdì concerto in oratorio Giovanni Paolo II, sabato animazione sul Tiziano. L'appuntamento è a Lorenzago di Cadore. Erika, Jessica e Cristina nel canto moderno sono le voci più talentuose, questo per quanto riguarda il concorso al Comunale di Belluno. Sport bellunese, pagina 33, Giro Panighel rassicura i tifosi, le 3 cime si faranno. La forte nevicata ha complicato la tappa di venerdì 26, però la strada è pulita, intanto la salita Oronzana diventa la nuova cima Coppi della Corsa Rosa. Corsa in montagna, Arnoldo e Valmassoi tra i nomi della nazionale per i mondiali di Innsbruck. E continuiamo con il calcio di Serie D, Piazzi replica Zanin, richieste impossibili sul mercato invernale, poca voglia di crescere. Calcio a 5, Serie D, Sedico recupera Bomber Robson, venerdì playoff con il Romano. Pallavolo Serie 3, le chiavi della Darolda ancora a Maccabruni, da re è cresciuto, il palleggiatore è il primo tassello per il prossimo campionato, dalle critiche di fine 2022 alla riconferma in cabina di regia. Giro d'Italia 2023, stavolta vince chi scappa, tappa bagnatissima e tiratissima, Kort Nielsen super a Viareggio, De Marchi terzo, i corridori vanno oltre il maltempo e la dozzina di ritirati per Covid, Thomas in rosa. Inter da sogno batte il Milan anche nel ritorno e vola a Istanbul per giocarsi la finale di Champions. 13 anni dopo, Lautaro firma il match, Inzaghi tutta l'annata. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, parzialmente nuvoloso con tratti soleggiati, specie al mattino. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.